Indirettamente è poco ma sicuro che sia avvenuto questo nel momento in cui sono stati intercettati anche gli attivisti Beppe Caccia e Don Matteo Ferrari. Ci sono anche i messaggi della deputata trevigiana Rachele Scarpa tra quelli finiti nella rete degli italiani spiati dallo spyware militare dell'azienda israeliana Paragon. Si tratta di scambi avuti con Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della ONG Mediterranea Saving Humans, con cui Scarpa, in virtù del suo lavoro, ha continui scambi. Come molti parlamentari, infatti, c'è la completa reperibilità nel momento in cui viene intercettato un barcone in difficoltà. Le ONG che hanno una rete dove ricevono segnalazioni, molto capillare, di prassi, quando c'è una situazione del genere, inoltrano questa segnalazione ai parlamentari che, sollecitano attraverso i loro canali l'intervento della Guardia Costiera italiana. E questo significa che se il loro telefono è stato intercettato, e spiato, anche quelle conversazioni inevitabilmente sono state oggetto di questa attività di spionaggio, in apertissima violazione dell'articolo 68 della Costituzione. A questo proposito è stata presentata dalla deputata un'interrogazione parlamentare. Ma intendo anche mettere sotto il vaglio e verificare il mio dispositivo. Sono stata anche molto attiva io quest'autunno su diversi temi sensibili, sull'immigrazione, in particolare rispetto ai CPR in Albania. Rispetto a questo mio viaggio, insomma, ho ricevuto anche degli attacchi piuttosto diretti, ho ricevuto attacchi frontali, diciamo, da tutta Fratelli d'Italia in quella fase delicata in cui ero fisicamente in Albania e mi chiedo se questo, sai, con il senno di poi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, ovviamente mi desta un po' più preoccupazione.